Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti i miei follower che mi seguono. Buon pomeriggio al nostro moderatore Ciccio Francesco. Buon pomeriggio anche a te, Francesco. Dani, buon pomeriggio. Allora, la massima collaborazione di tutti quelli che mi volete bene è quella di mettere i cuoricini e far crescere di più, sempre di più, questo profilo TikTok. Buon pomeriggio. Lucia, buon pomeriggio anche a te, carissima, come va? Buon pomeriggio a tutti voi che mi seguite con attenzione, con serenità, e quello che io cerco di trasmettere a voi ogni pomeriggio, ok? Lucia Amato. Buon pomeriggio, Lucia. Allora, un saluto speciale sempre al mio moderatore Ciccio, che è colui che gestisce un po' questa live, facendo in modo di tenerla un po' quando più pulita dagli escrementi di topi di fogna. Ok? Allora fate il tap, aumentiamo i cuoricini e mettete il seguo. Ci penso io, dice Ciccio. C'ha la medicina, il veleno adatto per i topi. Perfetto. Allora, vediamo. Amici, allora io voglio sempre ricordare che la vera cartomanzia, da che mondo è mondo, esiste. La cartomanzia è un qualcosa che è sempre esistita da che mondo è mondo. Magari prima che esistessero le carte, condividete, grazie, prima che esistessero le carte, esistevano altri tipi di indovinare. Io ricordo che mio nonno, che è morto all'età di 92 anni, pace all'anima sua, quando vedeva il gatto strofinarsi a terra che faceva le capriole, dice così, dice domani viene a piovere, è cattivo tempo, perché o no? O gatto si sta strofinando a terra, ed era così. A volte magari venivano a mangiare gli uccellini, le briciole di pane fuori alla porta, dicevo domani tiravento, farà freddo, perché gli uccellini stanno mangiando vicino all'uscio della porta. Ed era così, non si sbagliava mio nonno. Dico mio nonno come tante altre persone anziane. Quindi c'erano altri sistemi di indovinare. Adesso invece da centinaia di anni, esiste il sistema dei tarocchi. Ok? Io sono 44 anni che dal 1979, ragazzi, c'è scritto qui, quindi dal 1979 a oggi fate un po' i conti, calcoli quanti anni sono che io esercito questa professione ed faccio la lettura delle carte. Quindi le carte non è che uno apre le carte e vabbè bla 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 bla, no. Si vanno a decifrare le figure, le immagini tra di loro, cosa stanno a significare. Da quel significato esce fuori la risposta a cui avete fatto la domanda. È chiaro?
Allora, linee libere per parlare con me, il numero è quello che vedete nei commenti del nostro moderatore Ciccio. Vediamo chi farà la prima. Eccoci qua. Pronto? Ciao maestro, buon pomeriggio, Daniele. Buon pomeriggio Daniele, buon pomeriggio a te. Dimmi. Allora carissimo, io ti volevo chiedere sull'amore. Sì. Mi devi dire quanti anni c'hai? Allora, ho 39 anni, l'ho appena compiuti il 9 maggio, io sono nato nell'83. Scusa un attimo, Silvis dice buongiorno maestro, sono in ospedale, sto per entrare in sala operatori. Mi fa una brevissima... Allora, carissima amica mia, vai tranquilla, pensi a positivo, rilassati, pensi la mia immagine, ok? Ti sarò vicino ed noi tutti saremo vicino a te. Vai tranquilla, mai piangersi addosso, sia positivo, mi raccomando. Pronto? Dani? Sì, eccomi. Allora, scusami, allora dimmi gentilmente la tua età. Data di nascita. Sì, ho 39 anni, sono nato il 9 maggio dell'83. Sì. E c'è una compagna? No, io non ho nessuno. Ah, quindi vuoi vedere se trovi la persona giusta? Se arriva, sì, un'anima gemella. Perfetto, vediamo subito. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi, grazie. Ok, fermati. Perfetto. Salutiamo l'amica Tatiana da YouTube e ancora Massimo da YouTube. Buon pomeriggio a voi, ragazzi. Pronto? Sì, scusami, allora, sto preparando la lettura. Quando mi vedete così, non perché sono matto o ho perso la testa, è perché chiedo al mio spirito guida quello che devo dirti. Già so la risposta e vado a collegare le carte alla risposta del mio spirito guida. Tutto qua. Non parlare, parlerai all'ultimo, perché chi deve indovinare sono io, lo dico sempre. Tu in amore sei una persona che sei stata un po' maltrattata, un po', diciamo, sottovalutato, perché te sei una persona che, diciamo, una persona che quando si innamora dà tutto di se stesso. Quindi, zitto, devi parlare all'ultimo. Quindi sei una persona che si dà a 360 gradi, quindi tu ti sei innamorato più di una volta, hai sofferto perché nel più bello è successo un qualcosa che, diciamo, ha fatto chiudere il vostro rapporto. Hai trovato sempre persone sbagliate per te, perché probabilmente sono abituati ad altri uomini. Tu sei una persona brava, una persona squisita, una persona, diciamo, che dà amore, affetto, ma non sei capito. E allora io ti dico che ci sarà una conoscenza, ce l'ho qui la conoscenza, una conoscenza di un'altra donna, eccola qua, che incontrerai entro e non oltre la fine di questo mese. La incontrerai tutto casualmente, sarà come una sorpresa gradita. Questa volta sarà la persona giusta per te. Però attenzione, non raccontare i fatti tuoi a un tuo amico, perché questo tuo amico ti fa doppia faccia, è falso, ti è di malafede, è geloso di te. Dani, puoi parlare? Ah, ok, maestro, sì, diciamo che c'hai azzeccato in pieno. Io comunque ho altri punti, non aspetto una donna, ma aspetto un ragazzo, un uomo, quello che sia. Io che ti ho detto? Sì. Tu mi hai detto che sono stati comunque degli uomini che comunque
comunque non mi hanno capito, mi hanno un po' usato, così è vero. Penso che non arriverà, cioè entro questo mese una donna, ma spero un uomo. La persona adatta per te. Va bene. Ok? Va bene, ok, la ringrazio. Ciao, stammi bene. Un abbraccio, maestro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, chi vuole sapere la vera verità, questa non è una live a proposito. Voi ragazzine andate a giocare con le bamboline, lo dico sempre, non accetto minorenni, non accetto 18enni, 19enni, persone di una certa età che capiscono l'importanza di questa live. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, sono Miriam. Volevo fare una domanda gratuita. Noi stiamo qui gratuitamente, non cerchiamo denari a nessuno. Sì. Miriam, dimmi tutto. Quanti anni hai? Anzitutto, che segno sei? 32 anni, del segno del cancro. Mio marito, devo fare la domanda su di lui, 35 anni, del segno del leone. Sì? Qual è la domanda che fai? Volevo sapere se mio marito ha un'altra donna. Vediamo subito. Da quanti anni siete sposati? Da 3 anni quasi. Vediamo. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Allora, ascoltami, non vedo un'altra donna. Non sei deciso di toglierti tuo marito dai piedi, non è questo il modo giusto. No, non me lo voglio dare dai piedi, anzi. Devi essere contento allora. Non vede nessun avversario, nessun problema, nessun altro problema. No. Vuoi creare qualche problema? No, questo no. Ai. Si dice dalle mie parti, voi donne ne sapete uno più del diavolo. Mamme, io avevo dei sospetti. mamme non me la fate voi donne, a me ce ne vogliono 10 per farmela. Hai capito? Vivi la tua vita. Vivi la tua vita. Cosa vede di mio marito? Perché abbiamo continui litigi, tutto. Ma sei tu, non è tuo marito. Il problema sei tu, non è tuo marito. Perché io non vedo tuo marito che ha un'altra donna. Non mi esce proprio. Lo vedo una persona con un po' caratterialmente diverso dal tuo, ma tu nemmeno sei una santa però. Oddio, perché cosa sta? Scusa. No, dico tu nemmeno sei una santa. Perché è uscito qualche altra carta? No, sei uscita tu con la corona in testa. Ciao, stammi bene, ciao. Ai. 44 anni faccio questo lavoro, vi leggo quanta pela avete lì sopra. Pronto? Sì, pronto? Salve, sono Giusy. ciao Giusy. Chiamo dalla Sicilia, volevo sapere qualcosa sull'amore. Sicuramente. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 49 anni e sono Scorpione. C'è un compagno, vuoi sapere se trovi la persona giusta? Frequento un ragazzo. Quindi vuoi sapere se questo ragazzo è la persona ideale per te.
Mi dici quanti anni c'ha, che segno è sto ragazzo? Allora, lui ha 52 anni ed è il segno dei pesci. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Perfetto. Sì, mi esce il successo. Le carte ti dicono che è possibile che possa nascere qualcosa di buono tra te e questa persona. Quindi ti puoi fidare perché è una persona molto sincera. Ho capito. No, perché gli avevo chiesto oggi, siccome lui fa il camionista, gli avevo chiesto se al suo ritorno si voleva stare un po' insieme e lui sempre dice sempre sì e non lo fa mai. Quindi pensavo Vabbè, sono un po' strabici mentalmente, però, ripeto, possa nascere qualcosa tra te e lui. va bene. Ok? Ok, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Allora, io non sono nessuno che possa condannarvi. Ognuno della propria vita fa quello che vuole, attenzione. Quindi io rispetto ogni idea. Credetemi, rispetto ogni idea. Però non mi dà pigliare il culo di da casa mia. Qua sto in casa mia, non mi venite a prendere per il culo raccontandomi le vostre stronzate, perché, ripeto, sono il Sandori di Avella, non sono uno qualsiasi. Allora, pronto? Pronto maestro, buongiorno, sono Antonietta. Dimmi tu. Pronto? Sì, dimmi. Buongiorno a lei. Senta, sono del 28/12/65. La sto chiamando perché vorrei sapere se riusciamo a vendere la casa di mamma dei miei genitori. Allora, sì. Allora, mi dici quant'anni... aspetta, casa a chi sta intestata? A te, a mamma? A chi? A quattro dini, perché mamma e papà sono deceduti. Quindi mi devi dare la data di nascita dell'intestatario. E ti do la mia in questo momento, Sì. posso dare la mia? Sì. Allora, 28/12/65, Antonietta. Perfetto, vediamo se riuscite a vendere sta casa. Giusto? Vediamo, sì. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok, un attimo solo, Antonietta. Allora, amica mia, allora, Vittoria. Allora, si dice che la notte porta consigli, Vittoria. Quindi ho deciso di rimanere e di non andare via dalle live qui su TikTok, ma facendo le live a modo mio, come sto facendo già da ieri, cercando di mandare un po' a fare in puntini le ragazzine. Non amo aver che fare con le ragazzine, voglio sapere, mi amano, mi amano. Col dito fate così e andate a visitare altri cartomanti cartari, quelli lì che si prendono le donazioni e prendono per i fondelli. Quindi sto cercando di creare questo mio modo di portare avanti le mie live e quindi di far schiattare come schiattano i pomodori alle persone che non mi possono vedere. Allora, Antonio, vediamo un po'. Sì, mi dica. Allora, vedi l'accordo. Sì, io la riuscita la vedo, però vedo anche degli accordi che dovete fare, prendere tra di voi e così via. Ma fra quanto tempo, maestro? Sinceramente ti dico con garanzia, quest'anno qua non se ne parla proprio. Quest'anno non se ne parla. No.
quest'anno qua non se ne parla proprio, ma l'inizio, la metà del prossimo anno sì. Va bene, Ok? la ringrazio. Di niente, buona Buona serata. giornata. Buonasera. Buona giornata. Grazie. No, sulla salute non esiste, non chiedetemi per la salute perché non sono un medico, ma avete visto cosi del orecchio? Non sono un medico. Avete mai visto un medico con le carte in mano che fa le carte? Io non ci ho mai visto. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera a voi. Senta, maestro, volevo sapere, siccome che mio marito sta facendo una causa, volevo sapere se andava tutto bene. Come no? Tuo marito quanti anni c'ha? 54, Del segno? cancro. Vediamo. Salutiamo l'amica Emma Sherry che ci saluta da YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Grazie. Basta, maestro. Perfetto. Sta troppo preoccupato tuo marito, però ti posso dire che la andrà a suo favore perché mi esce la carta della felicità e la carta della legge. Guarda qua, legge e felicità. Meno male, quindi andrà tutto bene. Tutto bene, auguroni, auguroni, poi mi farai sapere. Grazie maestro, grazie, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto, salve, sono Giusy. Ciao Giusy, dimmi. Allora, vorrei chiederle come andrà un rapporto con un'altra persona. Io sono Giusy, ho 30 anni e sono la della Rite. Questa persona è l'83 del Leone, si chiama Antonio. Quindi vuoi sapere come andrà il vostro rapporto? E, diciamo, come potrà proseguire, sì. Sì. Fermami quando vuoi. Ok, stop. Perfetto. Voglio ricordare a tutti voi che io ricevo in provincia di Caserta da vicino e mi reco a domicilio in tutta Europa per coloro che mi vogliono incontrare da vicino a umma nel senso, nel riservato, per parlare dei propri problemi. Allora, vediamo. La tua vita sentimentale è stato un disastro, mamma mia. Lacrime, malafede, incertezza, non si capisce niente. Allora, la prima cosa devi fare un po' di pulizia intorno a te perché ci stanno troppe male lingue, troppe persone che non si fanno i cavoli loro, tanto per cominciare. Poi abbiamo questo rapporto che le carte ti dicono di andarci con molta audacia, quindi con calma, non affrettarti, capito? Cerchi di conoscere meglio questa persona perché questa persona malamente non è, ma manco buono è. Mi esce la carta del diavolo. Il diavolo sta a indicare il dio del male, sta a indicare sofferenza, capito? Sì. Quindi è una persona che esce fuori
precedentemente anche lui da situazione complicata, è una persona molto complicata e quindi devi valutare bene. E allora la storia avrà un prosieguo, non so se mi sono spiegato bene, avrà un prosieguo, però devi valutare molto bene questo prosieguo con questa persona se ti conviene caratterialmente e in tutto e per tutto. Ma il sentimento da parte sua si può Ci notare sta, in a te? modo suo il sentimento ci sta, Va ok? bene, la ringrazio. Arrivederci. Pronto? Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sono Tatiana. Mi ho sempre Tati. chiamato Ciao. Tati. Ciao Tati. Allora, come va? Sono contenta che comunque non rinuncio al live. Guarda. No, non do questa gioia ai cartari che ci sono qui su TikTok. Bravissimo, chi lo dura lo vince, come si dice? No, io sto qui, chi mi vuole sfidare con la cartomanzia, con la veggenza, con qualsiasi modo, che si faccia avanti. È vero, bravissimo, mi piace come ragiona, veramente. Non ci sono nessun tipo di problema. È vero. Allora, io io ho detto sempre, anche nelle mie trasmissioni televisive, quando Sì. qualche cartaro, qualche cartomante sensitivo ha voglia di sfidarmi, noi davanti a una commissione metteremo 10 persone e andremo a indovinare le 10 persone senza farli parlare. Non voglio sapere nemmeno la data di nascita, niente, io basta che li guarda in faccia e vediamo poi chi è capace. È vero, così si fa. Una Dimmi. brava persona, un cartomante fa così, è vero. Dimmi e su tu. questo hai ragione. Allora, io ho un problema non con i caproni, come chiamo io, gli uomini o cretini. Questa volta sono tutti caproni. Non ne capisco, a me piacciono le donne. Meno male, ma anche le donne diciamo che siamo un po' diciamo che ci piacciono quelli che ci trattano magari male. Vabbè. Non è colpa solo degli uomini, è anche colpa nostra delle donne. Dimmi perché allora. io vengo da un passato un po' tribolato, ecco. Molto picchiata e maltrattata, lasciamo perdere, le caviglie rotte da un ex marito. Comunque, detto ciò, chiudo che non è bello. Io ho un problema, io ho prestato dei soldi a una cosiddetta amica, che lei da un anno è che non si fa più viva, quando mi vede scappa. Io ho prestati tanti, sono 5.000 euro e vorrei i miei soldi indietro. Ricordati che l'amicizia e l'amore non esiste. Beato chi ci crede ancora. Nell'amore diciamo che a volte ci speri. L'amore, te lo dico io, l'amore è la famosa cotta. Quando si prende la cotta, si innamora, si perde la testa. Poi finisce la cotta, avanti un altro o avanti un altro. Invece allora, l'amicizia per me esiste solo la persona che gli dedico gli attimi. È vero. Io dico sempre a chi mi chiede, ma tu non c'hai amici? Io ho detto, guarda, io ho solo un amico che mi sta proprio, il mio gatto, perché quello non mi parla male. Viva gli animali. Guarda, quello non mi tradisce, non mi parla alle spalle, non niente, quindi per me lui... Vogliamo vedere se ti dai i soldini? Sì, lei si chiama Monica, è nata il 19 aprile 75, io invece sono nata il 7 aprile 76. Perfetto, fermami quando vuoi. Stop. Ok, vediamo cosa dicono le carte.
non mi parla, le carte del denaro non esce proprio niente, mi dà solo questa persona malvagità, sì, malvagità. Quindi io ti consiglio di cercare di recuperare il recuperabile, perché questa persona è una persona che non è una tua amica, perché se era amica tua non si avrebbe comportato così. È vero, ma in quello che io sento in giro comunque, perché mi dice che sta proprio male. Non era C'ha amica, tanti problemi. non è amica tua. Ma quale amica? Io l'amica c'ho il mio gatto e Dio. Allora io I miei dico amici. sempre vicino alle persone che dicono amico mio, te l'ho detto, io dico non sei amico mio, tu sei una Io li chiamo conoscenti. No, nemmeno. Tu sei una persona che io in questo momento sto dedicando degli attimi della mia vita. È vero, Stop. Finito il discorso, non ti conosco. è vero. È così. Ma io ho allontanato parenti tutti, figurati mo se io avrei la coscienza di credere all'amicizia, ma quale amicizia? Ma non parliamo dei parenti. perché Allora, anche sono così. ascolta, il sottoscritto, ti rubo solo degli attimi, il sottoscritto, qui nel mio paese mi conoscono tutti, ho fatto del bene a tutti prestando dei soldi, non me l'ho presi perché glielo regalato, non me li sono presi più indietro, ho aiutato persone. Attualmente se qualcuno sta senza una spesa, gli fa pure la spesa, tanto per dire, no? Alla fine ce l'ho tutti contro. C'è un detto. L'invidia, la cattiveria è un sentimento che nasce con la persona. Se tu sei cattiva, tu ci devi nascere, ci sei nata cattiva. Purtroppo io non sono. È un sentimento la cattiveria, la falsità. E allora io ho allontanato a tutti, e se non, anzi, l'ho scritto anche su Facebook, un post ho scritto, gentilmente non mi salutate nemmeno, né amici né parenti, perché se no va a finire male. Sapete come c'è un detto, no? Dice: c'è un pezzo di pane, ho dato di mangiare a un uomo e a un cane. L'uomo non mi riconosce, invece il cane mi viene dietro, perché i cani gli animali hanno più riconoscimento verso di noi. È vero. L'uomo non ti riconosce più, gli puoi dare anche un rene, anche tutto quello che vuoi, ma non ti riconosce più. I miei animaletti che ho a casa li tratto come re. Ma io ho un gatto, perché io ce n'ho tre. Non l'ho trovato. Sono 3 gatti. Io ho solo uno. Pensi che io ho una gattina che ha 3 gambe, perché uno che l'ho fatto imputare e mi ha costato un po' 600 euro, perché il cane la stava mangiando, io l'ho salvata, l'ho portata in ospedale degli animali, per dirtene una. Cioè, allora io do di mangiare a tutti gli animali che li trovo. Fai bene, da mangiare gli animali, non i cristiani, perché i cristiani come stanno bene non ti conoscono più. Ti lo buttano in quel posto, anche i familiari. Questi sono i primi, So qualcosa, ve lo dico io, perché ho una storia alle spalle. Mia mamma, che è ancora in vita, mi ha detto sempre: io ti ho dato la vita, Dio ti ha dato il resto. Quindi mamma, la mia mamma. Brava. Mia mamma a me non mi ha mai amata come ama le mie sorelle, perché è ancora in vita mia mamma. E io comunque lo amo e gli voglio bene. Anche se lei mi ha messo da parte. Ami tua mamma finché ce l'hai in vita, ok Tatiana? Sì. Grazie mille. Ciao, stammi bene, Gioia. Buona serata, anche lei. Ciao. Vedete, queste sono le live che faccio io. Si parla con le persone adatte, giustamente. Certamente non posso parlare con una ragazzina. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a voi. Sono Giuseppe. Dimmi, Giuseppe.
Allora, io sto vivendo una situazione amorosa un poco particolare Ok, che è successo? con un ragazzo. Ah, ragazzo. Allora, praticamente noi ci siamo conosciuti a settembre, è stato tutto bello fino a gennaio-febbraio. Poi, qualora io ho chiesto che volevo un poco di serietà da parte sua, lui ha lottato tanto per avermi, devo essere sincero. Io stavo un poco così sulle mie, non mi fidavo tutto con il mio passato. Comunque io ho detto, vedi, noi dobbiamo concretizzare la situazione. Siamo insieme oppure no? Lui da quel momento in poi, infatti io i sentimenti ce l'ho, solo che mi è bloccato qualcosa all'interno. Poi per 2 mesi non si è fatto sentire, poi mi ha voluto rivedere, mi ha portato a casa sua, mi ha fatto conoscere sorelle, tutte, e mi ha chiesto di riprovarci. Poi una settimana fa io sono partito per la Germania, ho fatto una vacanza, e lui quando sono tornato mi ha detto io ti devo parlare. E mi ha detto che forse aveva sbagliato a dire di riprovarci. Allora ho fatto io, chiudiamo tutto qua, non ci stanno problemi, non fa niente che soffro, lascia stare, però non mi devi contattare più, perché secondo me la mia ignoranza anche, potete pure dire tu sei ignorante, dove ci sta tu sesso, non ci può stare amicizia, io così la penso. È chiaro, dico sempre bravo, anche tra un uomo e una donna che sono stati insieme, si lasciano, rimaniamo amici, ma di che cosa? No, non esiste. Non esiste. No, non esiste. Io non credo nemmeno quando un marito e una moglie poi rimangono amici, penso che lo fanno per i figli. Va bene, no, diventano amanti poi, non amici. Non ecco qua. Diventa da moglie diventa amante. Certo. Diventa... Poi dopo... vai. Scusatemi. Prego. Poi dopo questa cosa, come sono ritornata a casa, ciao, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. Poi stamattina mi ha mandato il buongiorno, poi mi manda la buonanotte, poi ha detto che vuole qualche giorno, perché come ho detto, vedi, non mi devi neanche più scrivere. No, allora ci voglio pensare. Vediamo un po', dai, dammi quanti anni c'hai tu? Allora, io ho 29 anni, sono del 16 luglio 92. Sì, segno? Cancro, lui è del 10 luglio 91, cancro. E lui? 10 luglio 91. Ah, pure lui cancro. Sì. Ferma, è un cancro differente da me. Sì, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Il cancro è una persona che non sa cosa vuole dalla vita. Io lo so cosa voglio, tu sì. Io parlo del cancro più nel maschile. Non sa quello che vuole, è un po' falso, bugiardo, poi torna indietro, poi è fatto così, cioè, vabbè. Adesso vediamo cosa succede. Lui parla di sentimenti, che dice che ce l'ha, solo che quando vuole concretizzare la situazione si sente bloccato, dice un po' per tutta la situazione che vive. Allora stammi a sentire, io ti posso dire quello che le carte mi dicono, io ti dico a te. Questa persona è una persona che ama sedurre, quindi ama lui essere il primo attore. Punto 1. Già questo fatto che tu vuoi gestire, a lui gli dà fastidio. È un carattere molto geloso, quindi già probabilmente gli ha dato anche fastidio il fatto che tu da solo sei andato in Germania, poi sei tornato. Bravo, concordo. Lui mi ha detto non è vero. No. Sono andato in Germania, non mi ha contattato più. È geloso di te e fai bene a mettere, come si usa dire, i catenacci e a dire tu che vuoi fare? O dentro o fuori. Lui cosa vuole fare? O dentro o fuori, o è bianco o è nero, grigio non esiste. No. Sono stato chiaro? Certo. Quindi la risposta è che questa persona è geloso e vuole sedurti, vuole lui gestire il tutto. Ma secondo voi cosa mi dirà? Perché sto aspettando che lui mi chiamerà per dire altre stronzate, altre situazioni. Allora dire io sono stanco, non ti voglio più, devi dire così proprio, non ti voglio più, sono stanco, già ho tirato troppo la corda, quindi ti abbraccio. Io questo avevo intenzione di dire. Bravo, ti abbraccio e ti auguro buona vita, poi se sono rose fioriranno. Certo, ma io so che non mi lascerà in pace. No, ma perciò ti sto a dire, allora dopo metterai tu i famosi paletti e metterai tu le tue regole. Certo, ma quello là che ha fatto per me, vi devo dire, è stato un anno solo per chiedermi per un è geloso, la tua partenza l'ha fatto esaurire.
Sì, perché sono andato con il mio migliore amico, il fidanzato suo, sono andato, lui dice che io mi tengo a questo, invece non è vero. Ecco, hai visto? Comunque vi devo dire una cosa, Sì. io sono stata ad Avella, complimenti, è bellissima, perché la sorella di lui è di Avella, Ah, è io- bellissima, ma io tu- mi sono innamorato di Avella. Ma Avella, tu hai capito da quanti anni ci manco io, carissimo amico mio? Ah, io pensavo che No, abitavate ad Avella. no, aspetta, quella è una storia, mo te la racconto in breve. Ah. Mo te la racconto in breve. Tu di dove sei? Scusatemi se vi ho interrotto. No, di dove sei tu? Io sono di Angri, provincia di Salerno. Allora, provincia di Salerno. Allora, sai come nasce il Sant'Antonio di Avella come personaggio? Allora, io il mio primo ufficio, il mio primo studio esoterico l'ho aperto nel 1979 ad Avella, Piazza Municipio. Dove sta il municipio? C'era una stanzetta a fianco. Io c'avevo... Sì, con quelle casette piccoline che stanno Bravo, sotto. e lì stavo io. All'epoca io mi chiamavo Mago Mister Cleo ed il sindaco di quel paese, perché io mi trovai lì perché avevo un mio compariello da quelle zone lì che ho cresemato. Sì. Il sindaco, che si chiamava Dottor Sepe, che non c'è più, pace all'anima sua, quando andai via da quel paese dopo anni, disse: vabbè, voi andate via, però vi dovete portare dietro di voi il nome del paese, perché vi vogliono tutti bene ad Avella. E così mi battezzò come il Sant'Antonio di Avella. Eccomi qui perché... Ecco la storia, no? Io mi sono innamorato di Avella, infatti io dico sempre vicino a lui: portami via ad Avella, perché ho detto che mi voglio visitare tutte quelle zone di montagna. Bella, devi andare a visitare la zona opposta di Avella. L'antica, quella l'antica. Goppo Sperone si chiama. Diciamo che la strada che porta in montagna. Ok, mi hanno detto c'è un castello. Bravo, sì, è una favola, è una favola. No, mi sono innamorato, ma pure le persone, non lo so, le vedo molto... a parte io mi fido di tutti, devo essere sincero. No, sono persone che calme, tranquille, persone certo, con cuore grandissimo, veramente. Certo, però non mi sono ribagliato su questo. No. Vi volevo chiedere una cosa, quindi secondo voi devo prendere queste reti in mano io, di dire sì, basta, bravo. che ho dato già del tempo, ma vi posso fare una domanda da una sciocchezza, ma sì. Facendo così, secondo voi se ne andrà o questa persona non te la toglierai più dai piedi? Allora, per poter andare d'accordo con questa persona devi far fare a lui il grande uomo. Ok. Capisci? Sì, infatti è lui che mi vorrebbe gestire la vita. Bravo. Però io gliel'ho lasciato fare. Quando lui mi ha detto: tu sabato non devi uscire, non sono uscito, tu devi fare questo, io ho fatto tutto quello che diceva, però mo devo dire la verità, sto stanco. Stiamo tirando da 4 mesi avanti. La vita che scompare, riappare, la vita è breve, godetela. Giusto, specialmente se ho aperto tanto e ho superato un cancro. Quindi. Auguroni allora. Grazie, comunque vi farò sapere. Ciao, grazie. Un abbraccio. Arrivederci. Grazie. Allora, vediamo. Sì, Francesco, leggevo che hai scritto, si chiamano pure fratello e sorella, sorelle, e che pigliate per culo. Pronto? Buongiorno, maestro Leo. Buongiorno. Allora, io ci siamo sentite più di una volta e credo molto in te. Ti Volevo ringrazio. solo dirti una cosa. Sì. Mi chiamano al lavoro perché aspetto una chiamata di lavoro. Vediamo. Se mi chiamano entro il mese, mi hanno detto che mi sono licenziato da una parte perché non me la passavo bene, mi hanno detto tra poco ti arriverà una chiamata. Ma speriamo che sia così. Vediamo cosa dicono le carte. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 43 e gemelli. Sì. Fermami quando vuoi. Sì. Basta. Allora, per tutti coloro che non riescono a prendere la linea e vorrebbero un consulto in privato riservato, io
faccio consulti anche nel riservato privatamente, il costo è di 30 euro, quindi bisogna fissare un appuntamento tramite WhatsApp. Ok? Quindi per tutti voi che volete un consulto riservatamente con me, avete questa opportunità, se no non vi posso fare niente. Sì, la chiamata mi esce e quindi devi solo aspettare il momento buono. No, ma non è lontano. Io penso tutto questo mese ti arriverà questa chiamata. Sta qua, vedi? Grazie. Che sta qua. Maestro Pio, ti posso fare un'altra domanda sola, gentilmente? Dimmi. Cioè, vuoi vedere, perché ho veramente tanto di bisogno, se c'è una vincita? A che cosa? Al gioco del lotto. Tu credi ancora al gioco del lotto, credi tu? Allora, Oh, è l'era dei computer, è l'era di internet. ho capito. Ma perché tu vedi quando tirano i numeri? Hai ragione. Ma c'è qualche trasmissione che fanno vedere quando tirano i numeri a Bancolotto? No, bravo, hai ragione. Ci prendono per il culo. L'unica cosa che puoi vincere qualcosa è il gratta e vinci, perché lì fanno dei pacchetti già preparati con all'interno determinate vincite a chi capita. Si fortuna lo vinci tu, se no vinci qualcun altro. Ma il Bancolotto, i più scemi sono quelli che giocano all'otto. Va bene, maestro. Ma tu sai nel passato, quando io facevo le trasmissioni televisive, quante persone ho fatto vincere? Migliaia di persone hanno vinto con i miei numeri all'otto, ma quando ancora non c'era internet, quando a Napoli c'era il bambino che prendeva le palline dentro lo cestello. Sì, mi ricordo. Sì, mo le palline le prendono, come no? Ci sono i trucchi. No, l'era del... allora ci devo male, maestro Pio, non ci devo più. Ma comprati un gratta e vinci ogni tanto e basta. Ti voglio un mondo di bene, la vera fortuna se mi chiamano entro fine mese. Auguroni. Ciao, un bacio, ti voglio bene sempre, maestro Pio. Ciao. Sapete perché mi vogliono bene tante persone? Perché io sono me stesso, non c'ho una maschera e non so fare il liccaculo, come si dice a Napoli. Non so fare il ruffiano. Se vi devo mandare a fanculo, vi mando a fanculo, e se vi devo dire ti voglio bene. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Volevo farle una domanda molto diretta. Sì. Se appunto ci sarà un ritorno. Sì. Mi devi dire l'età di uno e dell'altro, dai. Allora, Ariete, io sono Capricorno, lui è Ariete, io 23, no, io sono 01, lui 02. Mi dici da quanto tempo siete lasciati? Un mese e mezzo, però lui diciamo che vede tutto quello che faccio, ecco. Vediamo. Salutiamo l'amica Lotris, grazie. Allora, fermami quando vuoi. È una persona incerta, non sa nemmeno lui cosa fare. Capito? Quindi probabilmente sì. E quindi ritorno, le carte il ritorno non me lo danno, però mi danno una persona incerta, una persona che non c'è, ci vuole riprovare con te, però ha paura quindi di innamorarsi, ha paura di legarsi, è un tipo che ama essere libero, non ama
impegnarsi più di tanto. Ok, va benissimo. Ok? Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera maestro. Buonasera, prego. Vorrei sapere se ci sarà un ritorno. Sicuramente. Allora, lui è Sagittario, ha 52 anni Mhm. e io Vergine 75, Da ho quando? 46 anni. Da quando vi siete lasciati? Ma sono 20 giorni che si è allontanato. Vediamo subito. Fermami quando vuoi. Ok. Stop. Ok. Allora, dopo mettiamo un po' il telefono fuori posto dopo per spiegare un po' cos'è la magia. Perché la magia esiste e voglio dare una spiegazione logica per gli stupidi che credono ancora a Cappuccetto Rosso. Ci sarà il ritorno, tranquilla, è una persona che sta attraversando un periodo particolare, quindi... Ma sul lavoro? Anche sul lavoro ed economicamente, però le carte vi danno il ritorno. Ok. Auguro. Allora c'è il pensiero in pratica. Sì. Ok, la ringrazio, maestro, grazie mille della sua Arrivederci. gentilezza. Grazie. Ecco qua, allora mettiamo il telefono fuori posto, così, perfetto. Allora, io voglio parlare un po' della vera magia. La magia esiste, ma ci sta chi la chiama magia nera, magia rossa dell'amore, magia bianca. La magia è una sola. Il colore lo si va a dare per dare una spiegazione logica a quello che si chiede all'operatore. Ma la magia è l'energia che l'operatore possiede. Se io possiedo queste energie, che non è che le ho comprate, tu nasci con quelle energie e quelle energie le metti in pratica per le persone che ti vanno a chiedere una tale cosa. Quindi quelle energie, se non ce l'hai, sei solo un bravo cartomante. Io che possiedo quelle energie nate insieme a me, io le vado a mettere in pratica per aiutare coloro che me lo chiedono. Allora, mi occupo di legamenti d'amore per coloro che hanno avuto un allontanamento sentimentale e vogliono ritornare insieme. Io vado ad effettuare una ritualistica, si chiama così, ritualistica accompagnata dalle mie energie per fare in modo di far tornare la persona amata o allontanare un uomo da una donna. Si fa anche questo spesse volte, ma io opero solo in finti belli. Quindi la vera magia è energia. Tutto quello che rappresenta energia è magia. Anche un buon profumo che ti dà un bellissimo odore, ti dà una bellissima sensazione, quella è magia, anche quella è magia. Ciao carissimo amico mio, ciao maestro, io sono telepatico, sì. La telepatia esiste. Salutiamo anche l'amico Sergio Zaccariello. Ciao Sergio. La telepatia ha a che fare con il mondo dell'occulto. Come no? Si nasce telepatici, giusto? Se non c'hai
quei poteri, non puoi essere telepatico. E abbiamo parlato un po' della magia. Cosa è la magia? È energia. Quindi quelle energie io le possiedo e li metto in pratica per coloro che mi chiedono di essere aiutati. Chiaro? Aiutare non vuol dire che sono scemo o fessacchiotto. Aiutare, questo è il mio lavoro e lo faccio a pagamento, ok? Perché questo è il mio pane. Chi vuole avere a che fare con me? Se no, ce ne stanno tantissimi. Ok? Allora, detto questo, Michele, ciao, ti abbraccio, grazie. Detto questo, andiamo a mettere il telefono a posto per le prossime telefonate. Salutiamo Luca Pucci che dice: Maestro Clay, un abbraccio. Ciao Luca, che mi sta seguendo su YouTube. Ok, grazie. Telefono a posto, chi vuole parlare con me lo faccia adesso, in mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti prima. Allora. Per tutti voi che volete dei consulti riservati, nel riservato privatamente, telefonicamente parlando, potete fissare i vostri appuntamenti nel privato su WhatsApp. Il costo è 30 euro. Qui è del tutto gratuito. Pronto? Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo fare una domanda su un uomo che frequento. Io Sì. sono Maria del Leone. Mm-hmm. E lui Maurizio del Leone pure. Sì. Che intenzioni ha nei miei confronti? Come proseguirà la relazione? Tutto qua. L'età, per piacere? Allora, Maurizio, 54. Io, 49. Ok, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Perfetto. Allora, è un rapporto che mi dà trionfo, mi dà continuità, però è un rapporto un po' ambiguo perché alla base di questo rapporto c'è come un fatto habitué, non c'è quella sensazione di, come dire, di essere presi uno con l'altro, hai capito? Ho capito. E tutto questo. Ci sarà continuità, sì? Sì, continuità ci sta, ma non vedo cambiamento che possa accendersi un fuoco per farti sentire al 100% in alto. Ho capito. Va bene. Va bene? Ok, grazie maestro. Arrivederci. Grazie. Pronto? Sì, buongiorno, chi è maestro Cleo? Sono io, salve. Buongiorno, vorrei fare una domanda se è possibile. Come no, prego. Niente, il mio fidanzato è da qualche mese che si è allontanato, una banalissima, diciamo, lite, non è proprio lite. Vorrei sapere se c'è un ritorno fra di noi.
Vediamo quanti anni c'hai tu, che segno sei? Allora, io 42 dei pesci, lui 44 dei gemelli. Fermami quando vuoi. Si fermi. Perfetto. È un tipo molto orgoglioso. È vero. Molto orgoglioso. Allora, lui di te, di quello che è successo, avrà confidato con qualcuno della famiglia parentela, qua dice, che gli ha dato un mal consiglio, dice facci che vedi hai fatto tu, vedi un po' che sì che effettivamente fa per te, mi capisci? Quindi io un ritorno al momento non lo vedo, perché questa persona vuole ancora aspettare. Più o meno, cioè non si vede se ci sarà un ritorno o non si può vedere che è finita del tutto questa storia. A me, sinceramente, non è una storia destinata ad andare avanti. Sinceramente. Perché ci ha visto qualcosa? No, non sta troppo casino all'interno. C'è sta qualcuno che non vuole che sta con te, cioè tutto un macello, un macello. Questo è vero. E lo so che è vero, io lo leggo. Ci sta qualcuno. Volevo sapere se era finita definitivamente, se lui invece forte, perché ha un po' questo vizietto. Per me è finita definitivamente. Per me. Vabbè, la ringrazio, una buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora. Pronto? Maestro? Sì? Buonasera, sono Nina. Mina, puoi abbassare un po' il volume del tuo telefonino? Grazie. Aspetta un attimo, ok. Maestro, di nuovo, buonasera. Buonasera, prego. L'ho seguito qualche giorno fa e adesso mi sono decisa a telefonarle perché volevo chiederle se c'è un ritorno tra me e una persona, insomma, che se ne ha finito in crisi. Da quanto tempo è andato via? Allora, via nel senso che lui ha detto che non ha più dei sentimenti da 1 anno e mezzo. Però nonostante abbia detto questo, noi ci vediamo. Vediamo se si ritorna nel giusto cammino. Ecco, questo vorrei capire cosa c'è di vero questo suo comportamento. Allora, lui quanti anni c'ha, che segno è? Allora, lui è un Sagittario. Anni? 6, 12, 60 lui. Io sono Cancro. Ok. Quanti anni c'hai tu? Io sono 5 luglio 69. Fermami quando vuoi, grazie. Perfetto. E poi maestro, voglio aggiungere una cosa, in base a quello che lei vede dalle carte, poi io le dico un'altra cosa. Vediamo se le riceve dalle carte. Quello che le carte ti dicono, Sì, certo. quello io ti vado a dire. Allora, Certo. vediamo subito.
Questa persona è una persona che si trova in mezzo a tante confusioni e sta attraversando un periodo molto negativo della sua vita, non sa decidere per se stesso, è per te, figurati se sappia decidere per te stesso. Quindi è una persona che non dà sicurezza. Vi continuate a vedere, bla 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 bla, ma sempre a chi va là. Capito? È una situazione molto complessa che va guardata profondamente e andrebbe, secondo me, salvata nel modo giusto. Perché questa persona, io ti devo dire cose come stanno. Su questa persona sono state fatte molti lavori esoterici, questa persona sta proprio inguaiata. Ecco il motivo della sua confusione mentale. Sono stato chiaro? Sì, lo sospettavo comunque. Un'altra domanda, maestro. Lei vede qualcos'altro, una donna dalle carte? Sì, un ex, una donna che a lui ha avuto a che fare, sta qua. Ha avuto a che fare? Sì. Allora, perché lui sta frequentando adesso un'altra donna, vabbè, della quale a me qui. dice che non è innamorato. Ma una cosa è frequentare, una cosa è essere la sua donna. Io donne non ne vedo una donna, una sua ex, che lui si sente, ma di quest'altra qua non mi esce perché è una cosa che sta nascendo adesso, probabilmente non mi può mai uscire nelle carte. Questa sua ex posso essere io, che ci sentiamo, che ci vediamo? No. No, è forse la sex moglie per i figli, non so, ci può stare. No, scusami, Lucia, no, è del tutto gratuito, puoi chiamare a questo numero che tu vedi qua, il numero, questo qua, il numero che il nostro moderatore sta a mettere. Allora... stavo dicendo, perché lui frequenta un'altra donna che si è dichiarata insomma a lui. Allora, ascoltami bene. Quando si ha a che fare con una persona del genere, ci sono due cose da fare. La prima, guardare nel profondo del tuo cuore se ci tiene questa persona. E se ci tieni, bisogna intervenire per mettere a posto tutte queste schifezze che sono state fatte su questa persona e fare in modo di legarlo a te e allontanarlo da tutte le altre donne. Punto 1. Punto 2. Se il tuo cuore ti dice di non amare questa persona, chiudi, mandala a fanculo, fai prima e togli ogni casino di mezzo. Chiaro? Ci penserò un attimo. Un'altra domanda, ma Sagittario e il cancro fondamentalmente vanno d'accordo come segni? Ma il cancro è un cancro donna? Sì, io sono cancro. Il cancro è una persona dolcissima, è una persona mammona, è una persona che è una favola, il cancro. Sagittario uomo è un po' volubile, sì, possono andare d'accordo, ma lo devi portare per mano. Sono d'accordo. Io, ad essere sincera, per Ricca, domenica non l'ho fatto entrare, l'ho lasciato fuori casa, perché gli ho detto, visto che lui sta frequentando un'altra, gli ho detto o lei o me, ti devi decidere, perché a me non piace questa situazione, insomma, dal momento che non sei innamorato, perché mi viene ancora questa, che c'è sotto con questa. Te l'ho detto, solo così puoi mettere a posto questa situazione, carissima amica mia. Ok? Allora, o ti rivolgi a qualcuno o se hai bisogno di me, hai fiducia in me, mi chiami a me in privato, ti dico i costi, ti dico tutto e mettiamo a posto tutto. E in privato il numero dov'è? Sempre lo stesso, sempre questo numero qua. E quando ti posso chiamare in privato? Dopo le ore 17 io sarò nel privato.
Ah, va benissimo. Va Allora bene. ci vediamo. Ciao, stammi bene. La ringrazio. Arrivederci. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16:45, va bene? Quindi veloci, vediamo la prossima telefonata. Chi ci sarà? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Salve caro. Senta, potrei sapere una situazione lavorativa di mio figlio, se Sì, migliora? sicuramente. Suo figlio quanti anni ha, che segno è? Mio figlio è del Leone, è nato il 19/8/92. Quindi lei vuol sapere se trova lavoro o già lavora No, con me? ho già 2 lavori, ma abbastanza precari. Ah, ok, vediamo un po'. Allora, 2 lavori in uno, diciamo. Sì, mi fermi quando vuole, signora. La fermo subito, guarda. Ok, grazie. Ma diciamo che il pallino di suo figlio è sempre quello di andare fuori dal luogo dove si trova, lavorativamente parlando, Sì, certo. Perché attualmente lui, essendo una persona che è molto intelligente, una persona che non vuole dipendere da nessuno, quindi sta arrangiando per arrangiare, ma il vero lavoro arriverà pure, però dopo le ferie, quindi suppongo da settembre in poi. Arriverà qualcosa di Sì, buono per di lui. buono, però fuori zona. Fuori zona. E vabbè, caro mio, con i tempi di oggi l'importante è che arriva. Brava. Sono giovani, possono muoversi. Poveri ragazzi, veramente. Sì. Situazione terribile per loro, demotivati fino all'ennesima potenza. I ragazzi per poter vivere devono studiare politica. Guarda, ma anche se hanno studiato si devono arrangiare, ripeto, 2 lavori per raccogliere uno stipendio. Stipendio, se si può parlare di stipendio, quando li pagano e se li pagano. Ha ragione, signora. Mio Dio. Va bene, io la ringrazio tantissimo, credo nelle sue parole, speriamo bene per questi ragazzi. Auguroni per suo figlio, signora. Grazie, gentilissimo, grazie mille. Arrivederci. Allora, c'è il bonus di 200 euro, c'è il bonus di 200 euro, mangiamo. Vergognatevi, bonus di 200 euro. Che hanno fa con 200 euro? Devono comprarsi il caffè. Pronto? Mi dovrebbero dare per sempre. È una vergogna. E che facciamo? Una vergogna veramente. No, 200 euro ora, che cosa facciamo con una misera pensione? 200 euro io li darei a loro, al governo, quelli che comandano, invece di dargli 20.000 euro al mese, 18.000 euro al mese, devo campare con 200 euro al mese. Devono fare come si campa noi, per farabutti. Allora vorrei vedere se riescono a comandare. Con la sacca piena so comandare pure io. Un sacco di luce. Ma stiamo scherzando? Ma non si va avanti, guarda, non si va avanti. Allora, signora, è così. È una vergogna, però agli italiani gli sta anche bene, perché sono a banda di pecoroni. Sì, la verità è. Avete capito? Vediamo ora, domani, domenica, si dovrebbe andare a votare, ma perché? Corrono andare a votare sti pecoroni, vanno a votare sti pecoroni. Io non ci vado, perché io non ci vado. Avete capito? Danno la libertà a quelli che non li dovrebbero dare. Sì padrone, così sanno dire solo sì padrone, poi si lamentano. Perché c'è troppo poco tempo? Perché gli racconterei una cosa che mi è successa a me
mamma. Con la giustizia. Gliela posso raccontare? Sì, prego. Allora, noi avevamo un panificio. E è venuta la sanità e ha preso il pane da un negozio. Allora ci hanno mandato immediatamente una contravvenzione di 80.000 lire. Allora, 80.000 lire. Siamo andati dal ragioniere, dice no, c'è perché se il pane è stato anonizzato e bisogna pagare 80.000 lire. Siamo stati dal ragioniere, ha detto la stessa cosa, il dottore sanitario ha detto la stessa cosa e siamo stati tranquilli, abbiamo pagato 80.000 lire e l'abbiamo pagato. Allora, questa la dovrei mettere però su Facebook io. Comunque, è passato tanto tempo e ci arriva un'ingiunzione che era una chiusura di 2 anni e un mese di galera. La ragione qual era? Perché c'era 20 grammi di grano tenero in più nel pane. 20 grammi. 20 grammi. Hanno fatto 3 processi che non l'hanno fatto nemmeno a Totorrina, 3 processi, 2 a Trapani e 1 a Palermo. Vogliamo andare a controllare nel trasportare il grano dalla Russia in Italia cosa esce dentro? Sì, è tutto muffa, è tutto muffa. Che vergognatevi, vergognatevi. Insomma, c'è costata questa cosa ancora quando c'era la lira 5 milioni, perché abbiamo dovuto pagare pure quelli del negozio. Quando ho telefonato alla sanità di Trapani, gli ho detto, mi deve scusare, ma hanno fatto questo? E gli ho spiegato la situazione. Dice, come mai? Dice, perché io non ho sentito campane suonare che era morto qualcuno per quel pane. Non era morto nessuno. Dice, bastava venire qua con 200.000 lire, pagava la contravvenzione. Allora, perché mi mandava prima la contravvenzione? 3 processi. Io quando ci penso mi viene Signora, l'Italia è una barzelletta, l'Italia è una barzelletta. 3 processi. Si dovrebbero vergognare. L'Italia è una barzelletta. Che barzelletta. devono fare processi non glieli fanno. No. Per loro i processi non esistono. No, appunto, perché non ci vado io a votare? La benzina, dice l'amico mio qua, la benzina è aumentata a 2 euro. Mi comprano un bello ciuccio con un chilo paglia, faccio arrivare fino a Battipaglia. Mi dica, signora. Allora, ascolti, io mi chiamo Filippa. Sì. Sono nata nel 1948. Sì. Telefonavo per mio figlio per sapere se troverà un lavoro sicuro, perché noi siamo in balia a questa piccola pensione. Vediamo, suo figlio quanti anni c'ha, che segno è? 44, a Bilancia. Mi fermi quando vuole, signora Filippa. Basta così. Perfetto. Cioè, sì. Basta così. Andiamo a vedere allora. Loro se sanno prendere di pensione 5.000, 7.000 euro al mese, ve lo dovete comprare tutto di medicinali. Ma veramente però? I medicinali però quelli lì gravi, di una certa gravità. Sì, ora mandano la multa perché non ha fatto il vaccino. Sì, se lo fanno loro mo adesso. La quarta dose se la fanno loro, se la fanno. No, io l'ho fatte tutte. No, però, io 3 ne ho fatte. Le gambe, io ne ho venuta la nefrite alle gambe. Io sono stata malissimo. Io ne ho fatto 3, basta così. Allora, signora, statemi a sentire, mi esce una notizia che riguarda il lavoro. Probabilmente suo figlio ha parlato con qualcuno che gli ha promesso una certa cosa e le darà un aiuto. Sì. Auguri per suo figlio. Grazie. Va bene? Grazie. Ascolti l'ultima cosa. Sì. Siccome noi abbiamo una casa così, che non è... ci dovevano dare il contributo, guarda, ci sarebbe da ragionare un anno intero.
E ancora aspettiamo, però siamo rimasti a metà di questo contributo. Però la casa è pure a metà. Da quando c'è stato il contributo in Sicilia e il terremoto in Sicilia, abbiamo la casa ancora a metà. La finiamo sta caspita di casa. Vuoi sapere se la finite? Sì. Vediamo. Ciao Sergio. Allora, fermatemi quando volete. Basta così. La finite, ma ci vuole un po' di tempo. Dovete mettere a posto alcune cose burocratiche e poi potete iniziare con i lavori. Ok. Auguri. Ringrazio, Arrivederci, signora. Arrivederci. Allora prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi la fa l'ultima telefonata. Ultima, pronto? Pronto? Salve. Salve. Bella. Prego. Allora, volevo sapere qualcosa in generale. Shh, il generale sta riposando a quest'ora. Ah, sta riposando. Una domanda, una risposta in generale, in privato, a pagamento. Ah, va bene. In amore? Sì, dammi la tua data, la data del tuo uomo. Non ce l'ho. Vediamo se ne trovi uno. Vediamo se ne troviamo uno, sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 49, Acquario. Fermami quando vuoi. Stop. Perfetto. Allora, troverai una persona durante un tuo spostamento o un viaggetto che farai, incontrerai questa persona e sarà una gradita sorpresa per te. Più o meno. Dipende tu quando ti vuoi spostare. Non lo so, non mi sono mai spostata veramente. È ora di prendere decisione, allora. Sì. Va bene? Vediamo allora. Arrivederci. Okay. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciccio, mancava il generale. Stoppa le telefonate, mettiamo il telefono fuori posto, sennò qua suona sempre. Mancava il generale. Amici miei, accettiamo i fir, puliamo le cardarelle, mettiamo i ferri a posto e da questo momento in poi in privato, che dice anche a te, ringraziamo il nostro moderatore, l'amico Francesco, detto Ciccio, che ringrazio veramente di cuore. Usciamo da YouTube, un abbraccio a tutti voi da YouTube. Ecco qua, togliamo la